I dati sui tamponi vanno allineati a livello nazionale, mettendo nel conto parametri omogenei. La Regione solleciterà in questo senso il Ministro della Salute affinché si sappia quanti molecolari e quanti rapidi vengano fatti in tutta Italia, affiancando il numero dei positivi. La richiesta del Presidente Zaia arriva in un'altra giornata con dati in crescita. Sappiamo che la curva non può restare alta tutta la vita, prima o poi scenderà e prima o poi andrà anche a zero, ma è quel prima o poi che ci preoccupa, perché se è un poi che va tanto in là, capite che noi abbiamo una pressione che non è che possiamo sopportare, cioè la possiamo sopportare anche all'infinito, ma vuol dire che molti cittadini non Covid avranno cure dilatate nel tempo in maniera paurosa. Le terapie intensive occupate sono quasi 600, prima del Covid 250. La Regione, come ha spiegato la dottoressa Simeonato, direttore generale di Azienda Zero, ha assunto quasi 3.000 professionisti, più di un terzo medici, per affrontare l'emergenza. Altrettanti però hanno rinunciato all'incarico proprio perché si trattava di entrare in area Covid. Intanto la curva non scende. Marzo è una curva molto stretta, no? Va su e torna giù subito. Quella di oggi è una curva che è lentissima a piegare, è molto ampia perché di mezzo non abbiamo avuto 2 mesi e mezzo di lockdown. Altre restrizioni, quelle regionali, saranno in vigore con questo sabato, in attesa dei provvedimenti nazionali. Se avremo sabato e domenica pomeriggio le città strapiene di gente che viene fuori comune, ne prendo atto, vuol dire che chi è causa del suo male pianga se stesso.